9 associazioni, l'80% del mondo venatorio veneto, compatte nel voler difendere il calendario regionale dalle decisioni giudicate ideologiche del TAR, che di fronte al ricorso della LAC ha sospeso le 2 giornate aggiuntive di caccia alle specie migratorie previste dal 1 ottobre al 30 novembre, riducendole complessivamente da 45 a 27, e annullato la possibilità di cacciare fin dal 18 settembre, spostando il termine al 1 ottobre, 19 specie comuni, tra cui i fagiani. Per il Tribunale amministrativo le motivazioni della Regione sarebbero meno convincente del parere contrario formulato dall'ISPRA. L'ISPRA rilascia dei pareri che sono obbligatori quanto al fatto di doverli richiedere da parte delle regioni e non sarebbero però obbligatori o vincolanti sul contenuto. Ed è questo il punto su cui noi veramente dobbiamo riuscire ad affermare la bontà delle nostre scelte, perché diversamente non avrebbe più senso che sia la Regione a prendersi l'impegno di fare un calendario conoscendo veramente la realtà della nostra Regione, ma sarebbe sufficiente che il calendario lo facesse direttamente l'ISPRA, cosa che non è e che non possiamo accettare. La Regione ha impugnato il parere di fronte al Consiglio di Stato, che si esprimerà dopodomani, venerdì, mentre il TAR entrerà nel merito solo il 30 novembre, vale a dire a tempo ormai scaduto. Siamo fiduciosi che il prossimo governo possa anche fare dei cambiamenti a livello nazionale affinché ci sia un giusto equilibrio nel rapporto tra la natura e l'attività venatoria e non un equilibrio a completo vantaggio dell'ambientalismo radicale.